amici telespettatori, ben trovati a una nuova puntata di Ospiti di Antonella. Questa sera abbiamo in studio un professore di chimica agraria, dottorato di ricerca in produttività delle piante coltivate, ma in realtà magnifico rettore attualmente dell'Università degli Studi di Udine, il professor Roberto Pinton. Benvenuto. Buonasera. Buonasera professore, buonasera. E buonasera sempre anche a Daniele, che è il nostro ospite. Ciao Antonella. Della puntata. La domanda mi sorge spontanea, professore, dalle piante all'università addirittura con un incarico così importante. Se lo sarebbe mai immaginato, era nei suoi sogni da bambino scalare questo tipo di... No, devo dire sinceramente non era nei miei sogni. Ovviamente è una grandissima soddisfazione, però diciamo che la carriera universitaria non è iniziata con l'idea di diventare rettore, ecco, questo sicuramente no. Mentre è iniziato, diciamo, un percorso accademico con la voglia, la passione per la ricerca e il mio target, le mie vittime erano le piante e lo sono state e lo sono tuttora, insomma, un minimo di attività di ricerca ancora la svolgo. Ho avuto la fortuna di poter partecipare al primo dottorato di ricerca istituito in Italia, quindi questo mi ha dato modo anche di avere un'attività formativa che fino allora, insomma, non era così categorizzata, anche se devo dire che all'inizio è stata un'avventura perché nessuno aveva esperienze di questo tipo di attività e ci sono arrivato anche, non dico quasi per caso, ma più o meno tentando di trovare lavoro come era normale dopo la laurea. È un concorso vinto ma non portato ahimè a termine per questioni di legge nella provincia di Padova, all'amministrazione provinciale. Io avevo fatto una domanda al primo bando, al dottorato di ricerca presso l'Università di Padova, e lo vinsi e scelsi di fare questa avventura, questa prima avventura, che era veramente una situazione un po' particolare, però insomma c'era forte la passione della sviluppare un'attività di ricerca. Perché è studio dei meccanismi di nutrizione delle piante e delle relazioni suolo-pianta. Sì. Quindi in pratica per una persona magari come me che purtroppo non conosce gli approfondimenti, mi viene da pensare che cosa mangiano le piante. Esatto, quello che lei è andato ad approfondire nel suo dottorato. Sì, e poi l'ho approfondito per direi qualche decennio, anche costruendo un gruppo di ricerca abbastanza solido. Sì, in realtà questo naturalmente poi non è sempre facile da spiegare, perché poi gli amici ti chiedono: ma guarda, io ho il ficus che non ha le foglie gialle, cosa devo fare? I gerani che non fanno i fiori, e le mamme degli amici che chiedono sempre. Però al di là di questo, insomma, ci sono degli ottimi esperti in giro anche in giro, insomma, dappertutto. A me quello che interessava di più era cercare di capire. In realtà partiva da un problema molto sentito. Io ho fatto la facoltà di agraria, ho cominciato quando era in piena, diciamo, rivoluzione verde. Quando ho finito in realtà era già finita la rivoluzione verde, però l'idea era di utilizzare le risorse già allora in maniera, diciamo, adesso con una parola che è diventata di moda, sostenibile. Allora l'idea era capire: ma le piante di che cosa hanno bisogno? La cosa più sorprendente, che mi sorprese sin da ragazzino, ma soprattutto poi studiando: acqua, luce e gas, sostanzialmente, insomma, il sole, un po' di anidride carbonica e ossigeno e alcuni elementi chimici che sono però nel suolo. E da qui partì anche l'idea di cercare di capire come potevano funzionare al meglio questi meccanismi di acquisizione di nutrienti, un po' come facciamo noi con il cibo. E quindi sono partito seguendo esempi che si stavano diffondendo in tutto il mondo, utilizzando le cosiddette soluzioni idroponiche, no? Che sono di gran moda adesso, sì, quelle senza suolo.
Però poi, essendo una facoltà di agraria, insomma, non è che uno può pensare che la vite la coltiviamo in idroponica, magari adesso si può anche cominciare a ragionare, però c'è il rapporto con il suolo, il terreno, adesso abbiamo anche il problema della conservazione del suolo, e quindi quali sono i rapporti che si stabiliscono fra questi elementi, la pianta, il suolo, i microrganismi, che sono quello che si chiama il microbioma, no? Di cui si sente parlare, e perché si possa trovare la miglior condizione di utilizzo delle risorse che ci sono. La soddisfazione è stata parecchia anche quando negli anni si è voluta questa idea della sostenibilità, che mi trovava assolutamente abbastanza pronto a questo discorso, perché bisogna risparmiare il suolo, bisogna risparmiare i fertilizzanti che pure inquinano, e bisogna risparmiare l'ambiente, e a quel punto lì mi sembrava che gli studi fossero calati. È chiaro che insomma poi io sono entrato nei meccanismi biochimici, fisiologici, eccetera, non immediatamente applicabili, ma poi man mano li abbiamo applicati alle piante coltivate, ed è quello che poi continuo ancora a insegnare con passione. Sì. Professor Pinto, rimaniamo in questo ambito appunto dello suo studio, che ha così ottimamente approfondito e che ci sta spiegando, e la ringrazio perché riesce a spiegarlo anche a chi, come giustamente diceva Antonella prima, non è esperto di settore, non ha delle conoscenze particolari, ma riesce a comprendere molto bene quello che sono le sue parole e quindi quello che è il tema. Parliamo quindi di svolta green, di New Green Deal, parliamo di svolta ambientale. La domanda che molti si pongono rispetto al discorso della transizione ecologica a livello europeo, mondiale e quindi anche a livello locale, perché se è mondiale è evidente che deve partire dal basso, da ogni singolo piccolo territorio. La domanda che molti si pongono, dicevo, siamo ancora in tempo o è troppo tardi per andare a salvare il nostro pianeta, l'ambiente del nostro pianeta, anche con riguardo ad un cambiamento climatico che sullo sfondo fa veramente paura? Mi verrebbe da citare una frase celeberrima, cioè non è mai troppo tardi, ecco. Io credo che sia assolutamente importante questa grande consapevolezza che si sta creando, e che ci sia naturalmente un intento forte politico, un sostegno da parte della scienza e una presa di posizione da parte della gente, chiamiamola comune, in fin dei conti, voglio dire, o anche non comune se si pensa a una ragazzetta di 16 anni che è arrivata a parlare alle Nazioni Unite ricordando che a tutte le parole che poi forse disse anche un famoso premio Nobel, cioè noi non stiamo non lasciamo in eredità la terra ai figli, ma la stiamo temporaneamente prendendo in prestito da loro. Io dico che assolutamente è ineludibile il momento di porre in atto tutto ciò che già si sa e con degli obiettivi piuttosto precisi, quindi bene darsi anche delle scadenze per cercare naturalmente di raggiungerli e anche investire naturalmente dal punto di vista culturale, non solo economico, per raggiungerli. Certo, potrei dire, ecco, forse c'è ancora qualcuno che nega il cambiamento climatico o gli effetti e da questo punto di vista bisogna ancora essere più convincenti. Non necessariamente bisogna colpevolizzare o schierarsi, ma convincere un po' tutti con i fatti che se si fa qualcosa di buono, degli obiettivi si raggiungono. Del resto, voglio dire, è bastato un microrganismo, coronavirus, che come ha atterrato gli aerei per un po' ci ha fatto vedere come si possa decontaminare l'aria, come la natura possa risvegliarsi, eccetera. Quindi magari forse non saremmo in tempo a migliorare l'ambiente per i nostri figli, però insomma i nostri figli auspicabilmente avranno dei figli e via dicendo. Quindi sicuramente abbiamo ora l'obbligo di agire nel migliore dei modi. È chiaro, salvaguardando la salute e il diritto a tutti di avere una vita
sana, di avere cibo, e quindi anche forse è il momento che assieme alla sostenibilità ambientale e l'attenzione al clima si abbia anche in mente una sostenibilità economica, una sostenibilità del nostro pianeta, fermo restando che possiamo cercarne anche degli altri, per carità di Dio. Si sente anche molto parlare di musica o di chi parla alle piante. Lei cosa ne pensa di queste tecniche per... Tanto io sono un amante della musica, quindi quando lavoravo con le piante avevo sempre le cuffiette con la musica, questa è fuori discussione, se no è di una noia mortale, loro non parlano e cose del genere. Ma però ricevono questi elementi? Io ho avuto dei lunghi colloqui anche con Stefano Mancuso, che è un ricercatore, anche lui è un collega, che ha scritto anche su questo e ha fatto degli esperimenti piuttosto convincenti su questo. Ora, quali possano essere poi gli effetti dal punto di vista della produzione o del benessere delle piante, ecco, qualcosa ha fatto di pensare sull'idea che quando si dice ma è come un vegetale non sia proprio una affermazione delle più giuste. Certo che entrare in contatto e dialogo con il mondo vegetale credo che sia importante. Non dimentichiamo che sono qui da molto prima di noi e probabilmente ci saranno anche quando noi non ci saremo più. Sicuramente. E se lei si volesse identificare in una pianta, che pianta sarebbe, professore? Oddio, questa è sempreverde. Bellissima, pianta per il però capisco che è un po' presuntuoso. Professore, allora l'ha detto Antonella all'inizio di trasmissione, lei è magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine. Noi che siamo friulani, qui in Friuli, riteniamo l'Università del Friuli un fiore all'occhiello, simbolo della rinascita post terremoto, un fiore all'occhiello appunto dell'intero Friuli. Come stanno andando le cose? Quali sono gli ultimi dati dell'Ateneo? Come state ripartendo dopo la pandemia che ha toccato tutti e ha toccato quindi anche l'Ateneo di Udine? Beh, prima di tutto vi dico, sono un magnifico rettore ormai quasi da 2 anni, 1 anno e mezzo, e orgogliosamente, cioè nel senso, io non sono friulano di nascita, ma come dico sempre credo di aver guadagnato un permesso di soggiorno a tempo indeterminato oramai, e sento forte anche la responsabilità di condurre un Ateneo che è stato voluto dalla gente. È una cosa unica in Italia, quando lo si racconta in Italia e anche all'estero, ai convegni a cui si va eccetera, dà sempre una certa emozione. E quindi da questo punto di vista ovviamente raccolgo l'eredità di chi mi ha preceduto e cerco di portare come dire, a terra, come si dice adesso, no, il lavoro di tutti coloro che partecipano a questa grande impresa. Ecco, l'università conta ormai più di 15.500 studenti, ha 1.300 dipendenti, quindi è un'università che in poco più di 40 anni, ne faremo 45 l'anno prossimo, e si è consolidata nel territorio ed evidentemente anche nelle sue relazioni con nazionali e internazionali. La pandemia è stata qualcosa di inatteso e direi imprevedibile per tutti, nessuno di noi poteva essere preparato. Però, come ho detto più volte, sono rimasto realmente sorpreso invece della capacità di reazione che in particolare, guardo nel mio, insomma, l'università ha messo in atto, e dico l'università intendendo la comunità accademica e universitaria, che è fatta di docenti, personale tecnico amministrativo e studenti. La risposta è stata immediata e i numeri sono impressionanti della rapidità con cui è stato possibile gestire lezioni, esami. Pensate che nel periodo della pandemia abbiamo laureato più ragazzi di quanto fosse nel periodo precedente. Sarà stata una questione, come dire, hanno studiato di più, demografica, probabilmente, però vuol dire che nulla si è interrotto. E adesso c'è una gran voglia non tanto di riprendere, ma di tornare ad un rapporto, un contatto più diretto e costruttivo, diciamo interattivo. Però è anche vero che si sono create delle situazioni in cui si sono avvicinate all'università anche persone che in qualche modo erano escluse, chi lavora, chi è lontano, chi ha difficoltà a muoversi, anche chi ha difficoltà economiche, in cui la
diciamo, vicinanza informatica, telematica, per questi è stata determinante. Ovviamente adesso stiamo tutti guardando con grande interesse e con grande soprattutto speranza, ma anche credo ben riposta, alla campagna vaccinale, che l'università ha colto da subito, diciamo, anche grazie all'opportunità che ci è stata rivolta dalla Regione, in particolare l'ottimo rapporto che è stato instaurato con il vicepresidente della Regione, l'assessore Riccardi. Noi abbiamo colto l'occasione e in questi giorni si sta completando la seconda dose di vaccinazione di tutto il nostro personale che ha aderito alla vaccinazione. Possiamo chiederle se lei si è vaccinato? Naturalmente, sì, perché per vari motivi. Uno, perché voglio star bene, due, perché voglio che stiano bene le persone, i miei cari e quelli che mi sono vicini, e tre, perché voglio continuare a fare il mio mestiere nel migliore dei modi, perché della sicurezza mia e degli altri. Poi considerate che sono, insomma, un fan e un appassionato della scienza e della ricerca, non sarei mai disposto ad andare, diciamo, contro una possibilità di prova e di sperimentazione, cioè, che fra l'altro, voglio dire, ci ha regalato negli anni un allungamento della vita non indifferente. Chiedo scusa. No, quindi siamo pronti e siamo in attesa anche di vedere come andrà la campagna vaccinale, che sta investendo tutta la popolazione. Ma l'idea, insomma, è che come tutti i virus, anche questo si stufi un pochino di essere speriamo con noi, presto, speriamo assolutamente presto, e quindi l'estate, come al solito, sarà bella, si spera riposante per tutti, e pronti a ritornare con le rinnovate energie a settembre. Sicuramente. Restando sempre nel mondo dell'Ateneo, qual è la sorpresa più grande che ha avuto negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, e perché? Una sorpresa piacevole, che l'ha particolarmente colpita, che non se l'aspettava? Diciamo, io, anche se ho fatto per molti anni il ricercatore, mi sono avvicinato alla vita istituzionale negli ultimi 10 anni più o meno, e quindi ho rivestito diverse cariche istituzionali. Diciamo che fare il rettore non è mai, cioè è una cosa che, anche se hai fatto il prorettore, non è la stessa cosa, perché alla fine si finisce ad essere il punto di riferimento per molti. Io ho un'abitudine, grazie a un sistema informatico, diciamo, che mi informa in tempo reale, ricevo le date di compleanno di tutti i dipendenti. Allora, vabbè, mi faccio un po' i fatti loro, alla faccia della privacy, come si dice, ma insomma è molto semplice, è logico che questo accada. E quindi mi rivolgo a ciascuno di loro con un pensiero personale, e devo dire che mi ha sorpreso il modo con cui alcuni accettano, accolgono e rispondono con una passione e dedizione all'istituzione che io non conoscevo, non mi sarei aspettato, cosa che è stata estremamente importante rilevare durante la pandemia, e a volte, diciamo, queste cose aiutano più che un riconoscimento di altre personalità. L'università è caratterizzata dai giovani, giovani che escono dal mondo dell'istruzione secondaria e poi superiore, quindi approdano all'università. Spesso si sentono dei luoghi comuni terribili, terrificanti sui giovani: poca voglia di lavorare, poca voglia di fare, non sensibili, eccetera. Ecco, dal suo osservatorio riusciamo a sfatare totalmente questo tipo di luoghi comuni che a me personalmente fanno assolutamente molta rabbia, perché avendo a che fare anch'io con i giovani mi rendo conto invece che è esattamente l'opposto. Ma lei, professore, cosa ci può dire a proposito? Definitivamente da sfatare, cioè hanno una coscienza, una consapevolezza
a volte anche disarmante, non hai risposte sempre da dare, e questa è una sfida che dobbiamo sempre tenere presente. I giovani ma lo stiamo vedendo adesso, no? Tutti sono stupiti dalla risposta che stanno dando alla campagna vaccinale, con quanto studiamo si stanno dedicando. Questo non significa non avere dei dubbi o delle incertezze, è anche normale che sia, se non le avessero a quell'età lì avremmo una società piatta, ma io credo che debba assolutamente essere sfatata l'idea che la gioventù o i giovani siano apatici, tutt'altro, anzi noi dobbiamo abituarci ad ascoltarli e a costruire assieme a loro. Io dico sempre, quando uno si iscrive all'università non è che mi interessa solo la matricola e il percorso da casello a casello, diciamo, dall'ingresso alla laurea. Quello che è importante è costruire assieme a loro il loro futuro, e noi dobbiamo essere di aiuto e di accompagnamento. Però guardate che se loro imparano da noi impariamo tanto sempre anche da loro. Poi, per carità di Dio, lo studente copia? Beh, chi di noi non l'ha fatto qui? Nessuno alza la mano, nessuno dei tre. Quindi addirittura sono diventato rettore, quindi magari non copiando, ma insomma questo, però quindi assolutamente fiducia nei giovani, e anzi non pensiamo che loro non abbiano voglia di assumersi le responsabilità. Diamogli, ricordiamole che se le devono assumere, e cerchiamo di costruire assieme il mondo futuro. È l'unico modo con cui possiamo andare avanti. Lei è un appassionato di musica, ci ha detto. Suona anche qualche strumento? Allora, potrei dire che ho suonato solo per mio diletto in realtà, perché non so se gli altri erano dilettati. E per le piante? Un pochino per le piante ascoltavo la musica, cioè, non ho un passato insomma, come tutti, insomma io voglio dire, ero adolescente negli anni 70, non avere una chitarra era una cosa insomma, un po' strana. Veramente. E non avere un gruppetto con cui suonare, di cui non ero il leader però. Cantare magari un po' meno, ma insomma, quindi sì, quello l'ho praticato, ce n'ho ancora un paio di chitarre a casa, aspetto i nipotini. E quale sarebbe la colonna sonora che le piacerebbe sentire quando il magnifico rettore Pinton entra in una stanza? Allora, intanto noi ne abbiamo una che è il Gaudeamus, e quella è la colonna sonora. È l'inno. Poi sì, e poi voglio dire, qui se uno è chitarrista non può non pensare a qualcosa di Eric Clapton. Ecco, benissimo. Ecco, poi naturalmente a me piace tutta la musica, quindi insomma per carità di Dio, però ecco, se dovessi scegliere quella mi piacerebbe. Il suo sogno nel cassetto che finora non è riuscito a realizzare, che magari riserva per quando sarà più libero, avrà più tempo di muoversi, viaggiare? Ecco, diciamo come obiettivo di vita personale è viaggiare, in effetti. Allora, con alcune mete, la possibilità di viaggiare libero da come dire, condizionamenti. Il lavoro che avevo scelto di fare, che è quello del ricercatore, mi ha dato delle grandi possibilità di viaggiare, perché faceva parte del nostro mestiere. Adesso si viaggia via internet, nelle maglie della rete, come si direbbe, però la possibilità di viaggiare è stata molto importante. Una per esempio, opportunità che ho avuto nella mia vita è di trascorrere anche un periodo all'estero per studio, e quindi è molto importante, ma soprattutto l'idea è un po' come fare il militare una volta, cioè l'idea di confrontarsi con ricercatori che sono persone di molti altri paesi è stato quasi molto più educativo che leggere le pubblicazioni o studiare. Quindi quello che mi piacerebbe fare quando avrò più tempo sicuramente è dedicarmi al viaggio. Spero di poterlo fare naturalmente con persone che mi sono vicino. Magnifico rettore, noi stiamo registrando al Palasport di Cividale, è la nostra sede come televisione che si occupa molto di sport. Parliamo del rapporto Università di Udine Sport, con anche la Facoltà di Scienze Motorie di Gemona, con tutte le attività che l'Università ha sempre posto in essere, in prima linea a favore dei giovani e dello sport, professore.
Sì, mi fa piacere che abbia citato il corso di Scienze dello Sport di Gemona, perché credo sia un fiore all'occhiello dell'università, non solo perché sta a Gemona, insomma, perché ricordiamo, noi siamo nati nella legge di ricostruzione del terremoto, Gemona è il simbolo di questa ricostruzione, assieme naturalmente a tutto il resto del territorio, ed è una delle sedi dell'Università di Udine, perché l'Università di Udine, che potrebbe definirsi tranquillamente Università del Friuli, ricordiamo, il suo quartier generale in Udine, però sta a Pordenone, a Gorizia e naturalmente a Gemona, dove fra l'altro c'è un'amministrazione molto vitale e vivace che sta trasformando questo centro in un centro dello sport. Noi abbiamo lì iscritti che potrebbero anche crescere, quest'anno apriremo a un maggior numero di iscritti, perché è un numero contingentato per poter dare un'offerta come si deve, che arrivano a frequentare a Gemona, e in questo momento ci saranno ulteriori spazi, perché con l'idea di creare naturalmente una cultura, una consapevolezza dello sport. Abbiamo visto anche con la pandemia quanto l'idea di continuare a praticare dello sport anche a casa sia e fosse importante. Ovviamente poi lo sport è lo sport quello che sappiamo che assomiglia molto all'università, no? È una comunità in cui si condividono obiettivi e principi comuni, quindi noi, al di là del rapporto con il CUS che abbiamo da sempre, però abbiamo convenzioni con la squadra di rugby, cerchiamo naturalmente di favorire le associazioni studentesche, tutte le attività che permettono di partecipare anche alle competizioni studentesche nazionali. Abbiamo un ottimo rapporto anche con la squadra di calcio dell'Udinese. Se guardate sui social troverete che alcuni giocatori si sono prestati molto, e sono grato per questo, anche ad aiutarci nella campagna di divulgazione, diciamo, in vista poi anche delle prossime immatricolazioni, dando la loro versione della vivacità che deriva dalla presenza dell'università in una città in cui loro spesso sono stranieri, perché vengono da realtà molto diverse. E poi l'università è fatta di giovani, lo sport è fatta per i giovani, e se a un certo punto acquisiscono anche questo tipo di mentalità, poi quando diventeranno un pochino più vecchietti come me avranno ancora voglia di praticarlo. Siamo purtroppo in chiusura, è volata il tempo. È stato fantastico. Ripetiamo, ricominciamo. È stato magnifico, è stato magnifico. Grazie. È stato magnifico. Battuta dovuta. E quindi a questo punto un messaggio per concludere da lanciare sia ai giovani che ai meno giovani, che desidera salutarli con un suo messaggio particolare. Sì, ma il messaggio che mi sentirei di dare in questo momento è di guardare al futuro con grande entusiasmo, perché se non abbiamo quello è difficile poterlo guardare bene e individuare bene ciò che abbiamo, fissandoci degli obiettivi comuni. Cioè io credo che in questo momento, in un periodo che abbiamo vissuto abbastanza in solitudine, anche se collegati, diciamo connessi, credo che sia assolutamente importante recuperare un senso forte di comunità. Questo è quello che auguro a tutti di poter trovare, come io sto trovando anche oggi. Grazie. Ringraziamo quindi il professor Roberto Pilton per essere stato con noi questa sera. Ringrazio Daniele, come sempre, ospite fisso della trasmissione, e noi vi invitiamo a seguire la trasmissione anche in streaming, vedrete poi i sottotitoli, e arrivederci alla prossima puntata con nuove interviste e nuove storie. Grazie. Grazie a voi. Buonasera.